Nazione siciliana, notiziario del 4 agosto 2026. De Luca, la Vardera e la sindrome del rospo. Girano la Sicilia per raccogliere a strascico quante più persone possibile e come tecnica usano quella del rospo. Si gonfiano e cercano di apparire molto più grossi di quello che sono. De Luca ieri a Catania è arrivato a dire che punta in quel collegio a prendere 5 deputati, cioè un risultato tra il 35 e il 40%. La Vardera di ritorno da Roma, dove è diventato presidente di Progetto Civico, cioè di niente, ha detto che Controcorrente punta ad essere il primo partito in Sicilia, cioè tra il 15 e il 20%. In siciliano la definizione sarebbe minchiatari, ma in tanti abboccano e li seguono a bocca aperta. La Schlein convoca il PD siciliano. Ieri la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, ha convocato tutti i maggiorenti del PD siciliano, sia quelli di Fede Barbagalliana sia gli oppositori, i deputati nazionali, regionali e quello europeo e i componenti della direzione nazionale, per fare il punto sulla situazione regionale del partito. Ovvio che prima delle prossime elezioni vogliono superare le pesanti divisioni interne. È stato il primo incontro, dicono, al quale ne seguiranno altri. Sembra che da Roma stiano cercando di dire a Barbagallo con molto tatto che sarebbe opportuno fare un mezzo passettino indietro. 1000 telecamere a Palermo, 150 già in corso di installazione e il comune ha già definito il piano per installarne altre 850. Telecamere intelligenti collegate alla control room gestita dalla polizia municipale, posizionate in tutti i punti caldi della città. Gran parte saranno installate nelle zone della Movida, nelle borgate marinare e allo Zen, tante anche quelle installate in via della regione siciliana. Con 1000 telecamere la città sarà certamente più sicura. Occorrerà adesso la massima sinergia tra la control room e le forze dell'ordine. Savarino e il monitoraggio degli incendi contro le speculazioni. Troppo spesso gli incendi sono determinati da intenti speculativi sulle aree incendiate. Per evitare al massimo questi rischi, l'assessora regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino ha ieri firmato una direttiva volta ad una maggiore incisività dei controlli sulle aree destinate agli impianti alimentati da energie rinnovabili e ad un migliore monitoraggio delle zone interessate da incendi. La direttiva risponde all'esigenza di assicurare il massimo livello di trasparenza e rigore nei procedimenti di valutazione ambientale relativi all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energie rinnovabili. Il nuovo ospedale di Gela si farà. Si è svolto ieri a Palermo un incontro tra l'assessore alla salute Marcello Caruso e il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta Salvatore Ficarra per fare il punto sulla situazione del presidio ospedaliero di Gela. La Regione ha confermato il proprio impegno a realizzare il nuovo ospedale, per il quale i fondi sono già disponibili, mentre è in corso di definizione il protocollo tra l'azienda sanitaria e la società Enimed, che concederà il terreno su cui sorgerà la struttura. Ci sarà un contatto costante con l'amministrazione comunale per monitorare insieme l'attuazione degli interventi. Forte calo degli sbarchi dei migranti, successo della Meloni. Le polemiche sulle migrazioni sono salite di intensità in questi giorni in relazione alla crisi nell'exclave di Ceuta. L'Italia ha portato 22 paesi europei alla firma di un documento comune sulla vicenda e sulla necessità di aprire in paesi terzi hub per il rimpatrio. Ma una cosa della quale bisogna avere consapevolezza è che la fermezza dell'Italia sull'immigrazione clandestina ha determinato un calo verticale degli sbarchi nel nostro paese. Al 31 luglio 2026 sono sbarcati sulle coste italiane 16.479 migranti contro i 36.545 al 31 luglio 2025, il 55% in meno, un indubbio successo per il governo Meloni. Notizie in breve. Messina, crollo palazzina, ancora 2 dispersi. Palermo, scomparsa famiglia Majorana, a riaprire le indagini. Riesi, duplice tentato omicidio. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana.